Anno scolastico al via, nella Marca problemi di mancanza di aule e carenza di docenti. All'Istituto Planck di Lancenigo si è trovata una soluzione d'emergenza, in cattedra salgono gli studenti neodiplomati. Incontriamoci ma basta parole, i veneti vogliono i fatti, il governatore Zaia manda un messaggio al neo ministro per gli affari regionali, muro sull'ipotesi di seguire l'autonomia sul modello emiliano con meno materie. Secondo il noto economista Carlo Cottarelli, oggi a Treviso sarà necessario un compromesso tra le parti se si vorrà l'autonomia e sul programma di governo dice tanti punti ma poche risorse. Mattinata di incidenti nella Marca, Mogliano, 65 anni di Villorba, finisce con l'auto ribaltata in un fossato, vivo per miracolo. A Gorgo al Monticano, vettura contro un platano, un 58enne ferito. Dopo la testimonianza del risparmiatore di Veneto Banca che sta combattendo contro burocrazia e difficoltà del portale online istituito per ottenere i rimborsi, l'appello delle associazioni che seguono i truffati. Dopo proteste e battaglie il quartiere di San Vitale riavrà presto la sua linea, Mom fa sapere che si sta cercando una soluzione per essere operativi dall'11 settembre con l'avvio delle scuole. Da oggi fino al 6 ottobre in mostra al Palazzo della Borsa a Treviso la mostra multimediale dedicata al basket e NBA, cimeli, maglie storiche e video per entrare nel mondo delle stelle USA. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano il nuovo anno scolastico ormai in partenza nella Marca trevigiana, ma sarà un anno scolastico che come gli altri anni soffrirà diverse problematiche, dalle aule insufficienti alla carenza di docenti. E su quest'ultimo punto all'Itis Planck di Lancenigo si è trovata già l'anno scorso una soluzione che potrebbe ripetersi in caso di emergenza anche quest'anno in cattedra, pronti a salire i neodiplomati. Studenti e nastri di partenza per il nuovo anno scolastico ormai in procinto di iniziare con i problemi di sempre e dirigenti scolastici alle prese con giochi di incastro per far fronte alle aule insufficienti, soprattutto negli istituti superiori, e alla carenza ormai cronica di docenti. Problemi con i quali deve fare i conti anche l'Itis Planck di Villorba, proprio ad iniziare dal nodo cattedre. Parecchie cattedre da coprire. Quello che mi impensierisce di più è per esempio la classe di concorso di informatica, che per noi è una materia caratterizzante ed è una classe di concorso nella quale non ci sono più le graduatorie, nel senso che sono stati assunti tutti. Ma qui al Planck una possibile soluzione è già stata trovata e sperimentata con successo lo scorso anno. Quando avevamo delle ore residue abbiamo, una volta esaurita la lista di coloro che avevano dato disponibilità, siamo ricorsi a 2 ex alunni appena diplomati, pertanto quest'anno vediamo se arrivano bene, altrimenti avremo un serbatoio a cui attingere, insomma, che sono i nostri ex. Insomma, l'anno scolastico deve iniziare al meglio senza creare disagi agli studenti e l'obiettivo che all'Itis si punta a raggiungere anche sul fronte aule non sufficienti ad accogliere tutti gli studenti, il cui numero quest'anno è in netto aumento con 3 prime in più rispetto allo scorso anno. Metteremo in piedi un'architettura oraria che è basata sulla rotazione tra classi e laboratori, proprio per sfruttare fino, mi verrebbe da dire, al minimo angolino della scuola, insomma. E così nell'emergenza spazi destinati ad altro vengono adibiti ad aule per le lezioni. C'erano delle stanze che utilizzavamo sostanzialmente per i colloqui, queste sono diventate delle aule di classi piccole. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia ed è rappresentato dai finanziamenti ministeriali pari a 750.000 euro destinati all'Itis Planck e che hanno permesso di aumentare e di innovare i laboratori territoriali. La politica con l'autonomia, il governatore Zaia risponde al neo ministro per gli affari regionali Boccia, che aveva parlato di un'autonomia non solo per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ma per tutta Italia, invocando poi una pacificazione del paese. Il ministro dice delle ovvietà, ha detto Zaia, basta con le parole, adesso vogliamo i fatti. Sono 670 giorni dal referendum, sono passati 15 mesi col passato governo, abbiamo visto zero, il ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, ma poi alla fine il Consiglio dei Ministri non ha mai deliberato una proposta da presentare alle regioni. Il nuovo governo giallo-rosso è al lavoro da meno di 24 ore e il governatore del Veneto Luca Zaia torna alla carica sul tema autonomia, senza risparmiare però una frecciata al precedente esecutivo Lega 5 Stelle. Zaia risponde poi alle dichiarazioni rilasciate dal neo ministro
ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha parlato della volontà dell'esecutivo di pacificare il paese, sottolineando che non c'è nessuna guerra tra ricchi e poveri. Noi viviamo in un paese che ha bisogno di far sì che tutti si tengano per mano, le disuguaglianze dobbiamo colmarle e lo possiamo fare aiutandoci e consentendo alla Costituzione di essere rispettata. Dice delle ovvietà il ministro Boccia, perché se ci pensate tutto quello che dice è scritto in Costituzione. La Costituzione dice che una regione può chiedere fino a 23 materie, la Costituzione dice che il governo ha l'obbligo di rispondere e fare una sua proposta. Vediamo qual è la proposta, perché poi valuteremo la proposta e quindi sappiamo se ci prendono in giro oppure no. Il ministro Boccia ha parlato di un'autonomia non solo per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ma per tutte le regioni, perché, ha aggiunto, nord e sud devono prendersi per mano. Ha poi espresso l'intenzione di incontrare al più presto tutti i governatori, a partire proprio da Zaia e Fontana. Di incontri ne facciamo quanti vuole, però noi vogliamo vedere i fatti, perché a tutt'oggi, dopo tutti questi mesi, dopo tutti questi anni, esiste la proposta scritta nero su bianco del Veneto, ma non esiste nulla da parte del governo. Il nord ha bisogno di un sud forte e il sud ha bisogno di un nord che si senta anche sud, ha concluso Boccia, che traccia il punto di partenza da cui far partire la trattativa. Penso che mai come in questo momento si debba ripartire da quel punto di contatto che era già stato trovato dal Presidente Conte e dal Presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna. Di là si riparte. La Costituzione dice che il progetto è sartoriale, ogni regione fa il suo, punto. Poi io sono stanco di questi discorsi, scrivano nero su bianco cosa vogliono proporsi, poi gli italiani, i cittadini, i veneti valuteranno. E sulle possibilità dell'autonomia è intervenuto oggi anche il noto economista Carlo Cottarelli a Treviso per il convegno della FIM CISL. Servirà un compromesso, dice Cottarelli, che poi ha commentato anche il programma di governo esprimendo le sue perplessità. Questa rimane una questione grossa, perché lì bisognerebbe trovare un qualche forma di compromesso. Ci sono due questioni che riguardano l'autonomia. Uno è l'autonomia nella gestione delle risorse. Noi siamo più bravi a gestire le risorse, datecele a noi e le gestiamo meglio. Questa è la logica che è stata applicata anche alla sanità. Le risorse vengono dal centro della sanità. La cosa su cui è più difficile trovare un compromesso è quello di dire noi non vogliamo soltanto l'autonomia nella gestione di questi soldi, vogliamo che questi diventino nostri soldi da qui in avanti, per cui se poi noi cresciamo più degli altri questi soldi rimangono nostri, e questo rompe però quello che è stato l'approccio finora tenuto, per cui siamo in una nazione per cui le regioni che sono più ricche, siccome c'è una tassazione progressiva, pagano di più in termini pro capite di quello che pagano le regioni su. Questa seconda parte è molto più difficile da ottenere. Da quello che ho letto nel programma di governo si vuole sterilizzare l'IVA e poi fare tante altre cose, si vogliono mettere soldi per le famiglie, per i disabili, per la scuola, l'università, che sono tutte cose giuste da fare, cioè il problema è come far stare insieme tutte queste cose. Mi sembra dal contratto che adesso si parli della riduzione del cuneo fiscale non come priorità per il 2020, però c'è anche la riduzione del cuneo fiscale. Allora, fare tutte queste cose senza aumentare il deficit secondo me non è possibile. A questo punto credo che l'idea sia quella di finanziare alcune di queste cose in deficit, cioè aumentando ancora il deficit rispetto al livello di quest'anno. E lì però bisogna vedere quanto spazio c'è, secondo me personalmente dal punto di vista economico non c'è molto spazio. Voltiamo pagina. Ieri sera vi avevamo fatto ascoltare l'esasperazione di un risparmiatore di Veneto Banca che sta lottando contro la burocrazia e le difficoltà del portale istituito per ottenere i rimborsi. Oggi le associazioni consigliano di affidarsi a qualcuno di esperto per presentare le domande e di farlo in tempi rapidi. Prima forse si atteggiava un sorriso credendo di dover, anche se la corsa era lunga, arrivare a un fine, ma adesso proprio c'è la nebbia totale. Così ai nostri microfoni lo sconforto e la preoccupazione di Massimo Pasqualin, uno dei tanti risparmiatori coinvolti nel crack delle popolari venete, che dopo aver lottato per ottenere i rimborsi ora sta combattendo contro la burocrazia e il portale del fondo indennizi, sito creato ad hoc per facilitare l'iter ma che si sta rivelando un ostacolo difficile da superare.
Chi voleva farla da solo, secondo noi deve stare molto attento, perché ci sono grossi problemi e grosse insidie anche per il primo binario. Dalle associazioni dunque un consiglio: di farsi assistere da associazioni che si sono organizzate per sopperire tutte le problematiche che purtroppo ce ne sono. Sappiamo che teoricamente le stanno risolvendo, quello dell'accesso, altre difficoltà. Purtroppo è difficile fare la domanda da soli, almeno per questo momento. Bisogna farla assolutamente velocemente, anche se noi abbiamo già fatto fare un'interpellanza parlamentare, perché siamo convinti che 220.000 truffati non ce la faranno a predisporre la documentazione necessaria a fare l'inserimento entro febbraio. C'è un aggiornamento per quanto riguarda il norovirus, siamo saliti a 22 casi, ultimi 3 relativi al Trevigiano, tutti dello stesso ristorante, o meglio sono 2 i ristoranti coinvolti, e si tratta di alghe consumate a casa dopo l'asporto in questi esercizi, in questi locali nel distretto dell'Asolano. Non sono delle evoluzioni, bensì, specifica l'ULS 2, si tratta di persone che si presentavano scaglionate, sempre relative ai focolai identificati proprio dai sanitari dell'azienda sanitaria trevigiana. Torniamo a parlare di case popolari. La CGIL e il SUNI hanno messo sul tavolo 5 punti che la Regione deve valutare prima di arrivare ad una decisione definitiva sulla nuova legge. La Regione si è data tempo fino al 30 settembre per arrivare alla definizione dei correttivi sulla normativa dei canoni ATER. Così CGIL e SUNI hanno voluto sottolineare ancora una volta i 5 punti che a loro parere devono essere rivisti assolutamente. Si tratta, dicono, di correttivi mirati a risolvere la situazione di disagio economico e sociale che questa legge sta provocando a migliaia di famiglie anziane in primis. La prima riguarda l'ISEE per la decadenza che permette di rimanere nelle case ATER. Deve essere portata, dicono, a 30.000 euro, tenendo ben presente gli over 75 e i disabili. Ed ancora, una volta stabilito il tetto massimo per la decadenza, bisogna stabilire un tetto massimo di affitti che non deve essere superiore a quello del libero mercato. Non solo. Introdurre forme di franchigia laddove ci sono risarcimenti assicurativi o per malattie professionali o quote di TFR. La quarta, eliminare l'IVA perché in alcune regioni l'IVA non c'è, e riparametrare i nuovi canoni con una revisione della sopportabilità che noi riteniamo, quella calcolata dalle 109 variabili della Regione, non sia corretta. La quinta, va valutato in modo più puntuale quello che loro chiamano OMI, l'osservatorio medio degli immobili. Gli fa eco Alessandra Gava, segretario provinciale del SUNIA, che punta l'accento anche su un'altra questione. Oltre al canone, infatti, uno dei problemi principali delle case popolari è quello delle spese condominiali. Molto spesso le persone hanno affitti bassi perché naturalmente sono calcolati sul loro reddito, ma sono inseriti in condomini o in case in cui le spese condominiali sono elevate. Quindi molto spesso questi nuclei familiari vanno incontro ad una morosità per spese condominiali. Questo ha fatto emergere un problema vero, il problema della casa per le persone, anche le persone che lavorano, che non riescono ad arrivare a fine mese, i giovani precari non riescono ad avere a casa. L'edilizia popolare deve servire anche a calmierare il prezzo delle case per le persone che lavorano e per le famiglie normali della nostra città. La cronaca a partire da una serie di incidenti che si è verificata questa mattina nella Marca Trevigiana, a Navolè di Gorgo al Monticano, in via Verdi, un'auto per cause ancora da chiarire è uscita di strada finendo contro un platano. Il conducente, il 58enne di Motta di Livenza, è stato trasportato con l'elicottero del SUEM al Caffoncello. Sul posto anche i vigili del fuoco, pompieri al lavoro poco più tardi a Mogliano Veneto, e la foto che state vedendo si riferisce proprio a quest'ultimo incidente che si è verificato intorno alle 10 in via Zermanese a Mogliano, come detto. Un 65
35enne di Villorba ha perso il controllo della sua auto, finita fuori strada e si è capovolta in un fossato. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del SUEM e portato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Oggi l'autopsia sul corpo del 30enne di Treviso morto in ospedale nei primi giorni di agosto. L'uomo si era sentito male in casa ed era stato trovato dalla compagna privo di sensi, portato al Cafoncello, era morto poco dopo. Dietro questa tragedia lo spettro dell'eroina gialla di Mestre, droga che ha già causato diverse vittime. Il medico legale Antonio Cirnelli, che ha eseguito l'esame autoptico, ha effettuato tutti gli esami tossicologici, i risultati entro 60 giorni. Solo allora si saprà se effettivamente ad uccidere il trentenne sia stata la diabolica eroina gialla. Il quartiere di San Vitale riavrà presto la sua linea. L'11 settembre MOM potrebbe infatti ripristinare il servizio, anche se il caso non è ancora del tutto risolto. Dopo una serie di botte e risposta fra Comune MOM e la protesta dei cittadini di San Vitale che chiedevano il ripristino del servizio MOM nel quartiere, questa mattina è arrivata la notizia. L'11 settembre, con l'inizio della scuola, la linea bus potrebbe tornare in quella zona. Il condizionale però è d'obbligo perché rimangono ancora delle questioni in sospeso. Da una parte MOM che comunica che si stanno trovando delle soluzioni collaborative, ovviamente con il Comune, per essere operativi su San Vitale già dalla prossima settimana. Dall'altra il sindaco di Treviso, che senza mezzi termini dice: noi abbiamo già mandato la seconda lettera di richiamo a MOM, dove invitiamo a riprendere immediatamente il servizio come hanno svolto fino all'altro giorno, perché c'è un contratto firmato e chiediamo semplicemente il rispetto del contratto. La questione era stata sollevata da alcuni autisti dei bus che avevano messo in evidenza problemi di sicurezza lungo quella strada, da qui la decisione di sospendere la linea. E sul tavolo ora rimane il problema dei lavori da eseguire. Il sindaco ribatte subito. Questa è una posizione di MOM che non è prevista dal contratto di servizio che ha sottoscritto con il Comune, quindi noi molto semplicemente, senza polemiche, invitiamo MOM a riprendere il servizio come previsto dal contratto. Se poi ci saranno dei lavori che in questo momento non sono essenziali ma potrebbero servire per migliorare la situazione, noi siamo disponibili a discutere, ma non è un punto essenziale. Insomma, una questione non ancora del tutto risolta. Intanto per l'11 settembre, dita incrociate, l'autobus dovrebbe tornare a circolare fino a nuovo ordine, scongiurando così la biciclettata di protesta dei residenti. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta per vedere la magia del basket USA che approda in una mostra speciale allestita nel palazzo in Piazza Borsa a Treviso. Eccolo qui Larry O'Brien Trophy. Per poter stringere questo emblema, intitolato uno degli storici commissioner dell'NBA, ogni anno 30 squadre si danno battaglia sul parquet dall'altra parte dell'oceano. Lo spettacolo più bello del mondo e poco importa se negli ultimi anni l'esasperazione del tiro da tre e certi cambiamenti del gioco abbiano attirato le ire dei critici. L'NBA è sempre l'NBA, soprattutto se si guarda al passato leggendario. Palazzo Borsa, la magia è qui fino al 6 ottobre con NBA Overtime. La mostra con il tempo e contro il tempo, perché il basket è tempo. Il basket è arte, ma il basket è anche storia, e quindi a Treviso questa mostra è sia storia che arte, sia storia che movimento. Dunque non solo l'NBA di Kawhi Leonard, LeBron James e James Harden, o quella appena recentissima di Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e Tim Duncan, ma anche quella delle leggende degli anni 70 e 80, dalle incursioni di Julius Erving, Dr. J sopra il canestro, alle battaglie irripetibili tra Magic e Bird, a nomi indimenticabili come Kareem Abdul-Jabbar e Isaiah Thomas. Video e maglie, cappellini e memorabilia per appassionati e non solo. I giocatori sono sempre di più degli artisti perché con la mano, con questa mano qui a volte la usano come un pennello, oppure si muovono, giocatori di 2,10 m che pesano 120 kg, come dei danzatori di break dance. Senza dimenticare il rapporto privilegiato con Treviso, prima squadra italiana a sfidare i colossi NBA nella mitica amichevole Seattle Supersonics Benetton Treviso del 1984 al Pala Verde, e la bionda stella Jack Sigma a dispensare tiri e stoppate. E poi filmati, foto e maglie dei grandi giocatori e allenatori ex trevigiani che hanno spiccato il volo verso l'NBA, da Kukoc a Del Negro, da Bargnani a Garbajosa, da D'Antoni a Messina.
E se di vintage parliamo, impossibile che all'inaugurazione della mostra, aperta dalle 10 alle 20 e gratuita, non fosse presente la voce di chi ha fatto appassionare generazioni intere alla palla spicchia stelle strisce, nonché uno dei più grandi coach della storia in Italia, alla guida di quella Milano che incrocia le armi anche con Treviso. La partita più che mi ricordo è che 81-82, che noi abbiamo vinto lo scudetto alla fine, e sono venuti loro neopromossi e quasi ci battono a San Siro, e Paolo Vazzoler, che è il vostro presidente, mi ricordo che ha fatto lui 5 canestri in fila a metterci in grave difficoltà. Come abbiamo vinto non lo so ancora. La Protezione Civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per forti temporali fino alle 10 di domani. Allora vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico per il prossimo fine settimana con il nostro meteorologo. È finita l'estate? No, è finita un certo tipo di estate, quindi un'estate che si è caratterizzata quest'anno con temperature sempre molto alte, molto al di sopra della media, quindi un tipo di tempo particolarmente fastidioso. Ora abbiamo questa interruzione proprio alla fine di quel tipo dell'estate per effetto del ritiro dell'anticiclone delle Azzorre, si è ritirato sull'Atlantico, ha lasciato campo libero a una depressione sul nord Europa, sull'Atlantico, sul nord Atlantico, che ci indirizza e ci indirizzerà a sistemi perturbati, il primo dei quali anche oggi, già oggi ci ha interessato con piogge abbastanza diffuse. Per domani inizialmente sentiremo ancora gli effetti residui di questo sistema perturbato, all'inizio ancora qualche pioggia così sparsa, poi una variabilità con sempre l'incombenza di possibili piovaschi, poi dalla sera, dal pomeriggio, dalla tarda serata di sabato un forte peggioramento, si approssimerà un forte sistema perturbato che ci interesserà purtroppo per tutta domenica, ecco, veramente una domenica all'insegna del tempo perturbato con piogge diffuse e temporali e una quantità di pioggia anche notevole, ecco, a sera. Poi da lunedì già avremo un miglioramento sensibile, l'anticiclone si espande su di noi e avremo addirittura una settimana all'insegna di un tipo di tempo stabile e certamente piacevole, naturalmente con temperature più normali, autunnali. Le temperature, ecco, dobbiamo tornarci perché per domani ancora minimi intorno a 16-17 gradi, massime 23-24 gradi, poi il tracollo di domenica 13-14 gradi le minime, le massime non andranno oltre i 18 gradi, quindi veramente un tracollo per poi, ripeto, è temporaneo perché poi da lunedì riaumenteranno. È il momento della nostra pagina con le notizie del Bellunese. Ed iniziamo con gli aggiornamenti sulla morte di Marco, il bimbo di 3 anni deceduto improvvisamente ieri in casa a Valle di Cadore. Un percorso di visite dalla pediatra, un ricovero lo scorso dicembre per qualche giorno all'ospedale di Belluno e da ultimo un accesso al pronto soccorso di Bibione mentre era in vacanza quest'estate. La storia clinica del piccolo Marco, il bimbo di appena 3 anni morto improvvisamente ieri in casa a Valle di Cadore, viene scandagliata in queste ore dagli inquirenti. La procura di Belluno ha chiesto l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria prodotta nel corso dell'ultimo anno per verificare quale o quali patologie siano state indagate. Non è ancora stata eseguita l'autopsia. Contrariamente a quanto abbiamo riferito nell'edizione di pranzo, l'incarico non è stato conferito, ma potrebbe esserlo nelle prossime ore per la conclusione delle valutazioni di carattere tecnico sulla base dei primi accertamenti eseguiti sul corpo del bambino. Al momento l'ipotesi più logica è che si sia trattato di una morte naturale e il fascicolo aperto dalla PM Tollardo in gergo a modello 45 contiene cioè gli atti che non costituiscono notizia di reato e quindi senza indagati. Fin qui le precisazioni che attengono all'aspetto giudiziario che dal punto di vista della cronaca asciutta sono necessarie per comprendere il delicato lavoro degli inquirenti, ma pure in procura è difficile nascondere l'emozione per una morte che viene definita ingiusta e inaccettabile. Lo strazio è indicibile a Valle di Cadore dove la notizia ha raggelato il sangue a tutta la comunità. Questa è una tragedia che colpisce tutti, logicamente prima di tutto i familiari, ma sono quelle cose che ti sembrano sempre lontane, che forse speri
eri sempre lontana e poi ti ritrovi troppo vicine. Io ogni tanto, qualche mattina magari mentre vado in comune mi fermo all'asilo, faccio visita così alle suore, i bambini li vedi, poi in un paese di 2000 anime chi più chi meno ci si conosce tutti, quindi conoscevo il bambino per averlo visto alcune volte, ma insomma soprattutto la famiglia, ecco, la mamma e i nonni. Ora l'attesa è per il nulla osta della magistratura allo svolgimento dei funerali. Credo che tutti gli abitanti di Valle, ma non solo, abbiano il desiderio insomma di portare, non credo una parola di conforto, credo che in queste parole basti proprio la presenza, il silenzio e se può servire una preghiera. Un uomo di 53 anni è morto la scorsa notte a Belluno per causa al momento da accertare. La chiamata al SUEM attorno alla scorsa mezzanotte è partita da un appartamento nel quartiere di Cavarzano. A chiamare i soccorsi l'intestatario della casa, amico del 53enne, con trascorsi legati all'uso di stupefacenti. Il referto medico parla di scompenso cardiaco, ma la presenza di siringhe anche nascoste ha richiamato l'attenzione della polizia. Le indagini sono seguite dalla squadra mobile di Belluno, coordinate dalla procura che ha disposto l'autopsia. I rilievi eseguiti nell'abitazione hanno appurato che certamente ieri sera in quell'appartamento si sarebbe abusato di sostanze alcoliche e forse anche di stupefacenti, anche se sul corpo dell'uomo non sono stati trovati segni di assunzione di droga. È annunciata per la prossima settimana l'atteso incontro tra Regione e l'Opera Diocesana di Parma sul futuro dell'Istituto Pio XII di Misurina. Questo ha convinto i genitori a rinviare la manifestazione prevista per il prossimo 15 settembre. Il futuro del Pio XII di Misurina è appeso a un filo. L'esito dell'incontro fra la Regione del Veneto e l'Opera Diocesana di Parma, annunciato per la prossima settimana, dirà se il percorso istituzionale intrapreso potrà rappresentare la svolta per il centro di cura dei problemi respiratori gravi in alta quota. Ci fa piacere che ci sia un congelamento della procedura di chiusura. Tutto questo però è legato all'incontro che ci sarà la prossima settimana annunciato con Zaia e con gli altri governatori delle regioni. C'è però ancora una questione, meglio la questione principale da risolvere, che la proprietà, per bocca della sua direttrice generale Elena Cardinali, ha ribadito stamani in collegamento telefonico con Radio Cortina. Il problema burocratico non ci aiuta ed è questa la prima richiesta che abbiamo fatto alla Regione, ha detto la Cardinali, che lungi dall'addossare responsabilità ha però precisato come al termine del lunghissimo iter in commissione alle famiglie vengano autorizzati periodi di cura inferiori rispetto ai 60 giorni dichiarati dal presidente Zaia. Noi abbiamo la risposta scientifica ai problemi respiratori gravi in età infantile, ha chiosato la Cardinali. Chiediamo di normare e di non discriminare il diritto di scelta delle famiglie, che è quanto chiedono anche i sindacati. Di fronte alla possibilità di curare, come diceva l'assessore alla sanità, anche all'interno dell'ULSS con terapie invasive i bambini, che costa meno perché costa meno che dover rimborsare l'ULSS 1 che paga poi le degenze al Pio XII, quelle impegnative non vengono più avvallate. Ecco spiegato il calo vertiginoso degli accessi che impone alla proprietà la restituzione di un terzo del budget erogato dalla Regione. I numeri sono parlanti, la cosa è stata fatta notare ed è giusto che anche le altre regioni che autorizzano con più facilità certifichino il percorso di salute a Misurina. Sul fronte della mobilitazione per il Pio XII, le famiglie hanno momentaneamente sospeso la manifestazione programmata per il prossimo 15 settembre, in attesa dell'esito dell'incontro istituzionale. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Tempo ancora instabile sul nostro territorio, a dire il vero tutto il weekend sarà caratterizzato dalla pioggia, ma vediamo intanto il dettaglio di sabato 7 settembre. Sul Veneto condizioni variabili, sin dal mattino avremo qualche temporale a carattere sparso alternato a pause maggiormente asciutte. Coinvolte dalla perturbazione saranno un po' tutte le province della nostra regione. Temperature ancora in calo, minime tra i 13 e i 18 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche schiarita in più al mattino, col passare delle ore però tendenzialmente
tenderà a peggiorare con temporali via via più diffusi. Temperature invariate, minime tra i 16 e i 20 gradi, massime comprese tra i 23 e i 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché simile, il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci localmente anche forti. Temperature minime sui 14 gradi, massime tra i 24 e i 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Buon proseguimento in compagnia della nostra emittente. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.